buongiorno a tutti. Ciao ragazzi di Ricette da Sballo. Allora, siamo venuti da Napoli proprio l'altro ieri. Allora, abbiamo preso un po' di roba, un bel caciocavallo, il parmigiano, la mozzarella napoletana più la provola napoletana. Quindi praticamente faremo adesso un piatto veramente molto squisito, pomodorini freschi non a cottura, tagliati a spicchietto, con del basilico, olio, sale, pepe e la mozzarella e in più la provola, e viene inserito tutto quando i maccheroni o le penne. In questo caso noi andremo a prendere delle belle penne integrali che sono buonissime, devo dire la verità. Quindi utilizzeremo le penne integrali e faremo questa insalatina di pasta molto molto saporita. Volendo potete aggiungere anche dei champignon crudi. Silence! Oh! È venuto a trovarci! Già! Hello sir! Sto continuando, ragazzi, è venuto a trovarci Dan. Il vecchio che avete visto anche le puntate, ora ci sta il nuovo. E niente, è venuto a trovarci Dan. È venuto Dan, è venuto a segretaria e mo chissà chi è. Chi è? Guarda la casa del bordello, ma chi è? What's it? Chi è? Look alla porta. Guarda la porta, the window, the door. Guarda the door. Ma chi è? Chi è? Ah, François la massaggiatora. Massaggio. Non sta mangiando. Tutta questa. Come sono simpatici, mamma mia. Ragazzi, allora un po' di pepe, un po' di sale. E sì, jet. Sta, si tu sceppa. Si scana con mano vuoi. E niente, poi questo qua, jet, metto in the freezer. Allora, non mi vedere, e questi patana qua serviranno per fare il gatto. Facciamo un'unica puntata, che volete rompere il gatto. Facciamo una puntata tra penne e cose patane. I know the rock with you all night. Domani ce ne andiamo un po' al parco Asterix. Andiamo a vedere un po' che cosa hanno organizzato per Halloween, d'accordo? Quindi domani ci aspettiamo un poco parco Asterix. Un poco voglio su un team, un poco figlio l'uoglio. Where is l'uoglio? L'uoglio. Ottieno carabè. Ma mi sicuro due oliva. Giusto 2. Un filino d'olio, ma giusto un filino, Voilà, un sale alla mamma. 2 olive enormi bianche. Viene caparizzate 8 euro. Voilà. Rapid. La jet sta. Non vuoi. After jet. Mamma mia, pasta.
schiattiamo in pure l'insalata, una bella puntata e facciamo una bella insalata. Voilà. Tieni. Ok? On y va. Allora ragazzi, a più tardi, continuiamo la puntata con la preparazione del gatto che faremo stasera, però logicamente. Da passo. Un po' cruda l'ho già fatta, un minuto. Allora ragazzi, continuiamo la nostra storia. Allora, andiamo un po'. Abbiamo messo le nostre patate a vapore. Andiamo un po', punteggiamo un po'. Voilà, sono praticamente cotte. Voilà, quindi possiamo già iniziare il nostro procedimento. Allora ragazzi, quando saranno qua? Un chilo e mezzo di patate, un chilo e mezzo. Allora, che cosa prendiamo noi per fare il gatto di patate? Prendiamo la mozzarella e la provola, mozzarella e prosciutto cotto. Ma pigliate l'uovo stuzzicata, 3 uova, tenete a fanculo perché mi combinato un guaio. Ale, non ti voglio fare più. Ale, a babbo, stronzo. Come ha combinato nella cucina? Guardate qua, mi ha fatto carette cose. Tu stronzo. Allora, mezzo bicchiere di latte. È inutile che commentate, ma come maltratti i cagnolini? Io li amo, è solo che quando non avevo richiamo, perché non potete immaginare che mi ha combinato il cadono. Oh. Allora, e quindi mi ha pigliato le uova. Cosa ci faccio? Quindi in genere il gatto, no? Si fa pure, perché tenete un sacco di roba e no? Cioè massimo 2 giorni scadono e devi buttarli. E allora il gatto serve anche per fare questo, per evitare di buttare, che oggi come oggi costa tutto una marea di soldi. Allora questo stavo cara cosa, un latte, le uova, poi ci dovrebbe essere il pan grattato. Voilà, pan grattato, però tenevano da confezione, era un zuccato, non so. Allora, sale e pepe, nutolo codici, che so. Allora, pan grattato, parmigiano quanto ne volete, potete prendere il romano, però non ce l'ho e uso il caciocavallo che ho preso a Napoli. 3 uova, un mezzo bicchiere di latte. Allora, per quanto riguarda i salumi, voi potete mettere tutto quello che volete nel gatto, tutto, però quello che vi consiglierei è di non mettere il prosciutto cotto, perché il prosciutto crudo, perché altrimenti diviene tutto troppo salato. E quindi non so, mortadella, prosciutto cotto, un po' di salame napoletano, giusto un po', e poi la mozzarella e la provola. Comunque vi consiglio più di latte e provola perché dà un tocco in più. E niente, questo è sale e pepe. Quindi la prima cosa che facciamo, sbucciamo le patate, prendiamo una bella insalatina e ci schiattiamo i patanai. Voilà, allora abbiamo schiacciato le patate. Ragazzi, quello che vi posso dire è che se le patate voi le schiacciate bollenti, non c'è bisogno neanche dello schiacciapatate, basta che fate così con la forchetta e tutto diventa una purea. Allora, prima di tutto, scusatemi, tanto che oggi è una ricetta, sapete, nonostante che ci sia spazio in questa cucina che è più spaziosa rispetto all'altra, non mi riesco a
non riesco a trovare le posizioni che mi piacciono. Allora ragazzi, volevo dare il benvenuto a una nuova ragazza che non fa altro che fare commenti negativi. Cioè, avete il coraggio di vedervi? Vi giuro, tutti i video, lo sapete perché, come faccio a dirlo, a prescindere dal fatto che commentano tutti i video, tutti i video, ma poi li vedono perché nei commenti scrivono delle cose che magari ti trova delle cose che magari ho detto o che ho fatto quasi alla fine del video o a metà del video, quindi significa che il video se lo vedono tutto per intero. Dico, ma come cazzo fate a vedervi tutti questi video? Cioè, come fate? Non lo so, avete tempo da perdere, andate a lavorare. Comunque ragazzi, volevo dire, tu vuoi scrivere tutti i commenti negativi, mi hai buffato le palle con i tuoi commenti negativi. È una cosa che dico anche a tutti gli altri nuovi che arriveranno, che metteranno i loro commenti negativi, che non me ne frega un cazzo dei vostri commenti negativi. Io sono così, mi piaccio così, sono contento di essere così e voilà, questo è tutto. Chi mi vuole seguire mi segue, chi non mi vuole seguire non me ne frega un cazzo. Intanto con questi video, pure se ci sta la monetizzazione, non andiamo a guadagnare un cazzo perché YouTube non ti paga, non te li dai i soldi, YouTube non te li dà. Quindi pariamo. Allora ragazzi, ora abbiamo schiacciato le nostre patate, quindi penseremo a prendere una bella quantità di parmigiano reggiano, una bella quantità di caciocavallo, li tritiamo, li sminuzziamo e facciamo una bella frittata con l'uovo. Ma vi faccio dette cose. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo rotto 3 uova ed ho aggiunto all'interno un po' di sale, giusto una manciata, perché qua di sale ne avete veramente da spendere, ne avete molto, e quindi automaticamente adesso mettete il parmigiano reggiano che abbiamo grattugiato, bella quantità, voilà. Ed aggiungiamo un mezzo bicchiere di latte, ok, aspettate, voilà, aggiungiamo un mezzo bicchiere di latte e diciamo fate come una frittata, voilà, quindi mescolate bene fino a quando non si rompono tutti i tuorli e compagnia varia, fate una bella frittatina. Mischiate bene. Allora io ho aggiunto il pepe bianco perché mi piace molto come profumo, infatti da qui si sente un profumo che è magnifico, e l'ho aggiunto anche nelle patate, quindi una bella situazione. Con il sale adesso stop, non esagerate perché il sale mo ne avete un po' da tutte le parti. Per quelli là che criticano, non vi preoccupate, pulisco tutto, non vi preoccupate, non utilizzo la stessa forchetta, non vi preoccupate, vedete, tutte forchette, tutte differenti. Questo è per vale per quelli là che criticano. Voilà, questo lo mettiamo perché si deve lavare, sempre per quelli là che criticano. Allora ci vorrebbe messerlo di legno ma non lo trovo, non so dove andare a finire, quindi prendiamo, non vi preoccupate, dopo lo cambio. E adesso mischiate per bene, lo faccio a 2 mani però ragazzi, scusate. Allora ragazzi, una volta che avete mischiato, avete ottenuto questa purea, mettete il vostro a una alla volta, quindi mettete prima la pancetta e la pancetta, comunque potrebbe andare bene pure la pancetta, però troppo salata.
E quindi mischiate, scusatemi, poi dopo messo questo mettete la mozzarella. Voilà, abbiamo aggiunto quindi la nostra mortadella, abbiamo mischiato, adesso aggiungiamo tutto, fior di latte e provola. Vabbè, in questo caso ho preso la mozzarella, però la mozzarella nostra napoletana, non quella francese. È tutto un altro pianeta praticamente. Un attimo solo che mi lavo le mani. Voilà. Ragazzi, mi dovete scusare, ci sta il burro, che non ho inserito nella parte iniziale degli ingredienti. C'è il burro, lo sciogliete un poco il burro e poi lo inserite all'interno mescolando sempre. Un attimo solo, finisco di mescolare. Voilà, abbiamo mescolato, adesso aggiungete tutto il resto del parmigiano, anche se in realtà dopo vi serve un altro po', per chi ama il parmigiano, vi serve un altro po' da mettere sulla parte dove verrà gratinata, quindi sulla parte dove verrà messo poi il pangrattato. Allora aggiungete quindi tutto il formaggio rimanente come ultimo stadio e a piacere potete aggiungere anche del pepe, quindi altro pepe, e io aggiungerò un po' di pepi misti, nero, bianco, giallo, eccetera. Attendete. Allora adesso prendete la vostra teglia. Ma secondo voi ce la faccio qua? Ce la faccio qua? Penso proprio di no. Penso che qualcosa di più grosso. E ce l'ha in questo forno qua. Oh no. Aspettate. Allora ragazzi, abbiamo preso una teglia più grande perché sinceramente non so se ce la faccio. Allora la teglia deve essere imburrata, poi dovete mettere il pangrattato. È inutile che lo passate da tutte le parti, basta fare solo così. Quindi la prendete in mano e giocate un pochettino, vedete che il pangrattato va da tutte le parti. Voilà, e quindi abbiamo finito qua con questo procedimento. Adesso noi andiamo a mettere tutto il nostro composto nella pirofila. Allora ora, per far venire tutto ben livellato, basta semplicemente prendere della carta da forno, l'appoggiate sopra e quindi poi passate con al limite una di quelle spazzole da pasticceria oppure semplicemente il cucchiaio o la mano, in modo che pressate e quindi viene tutto omogeneo. Aspettate, voilà, gioco fatto. Adesso prendete il vostro pangrattato e fate così tutta praticamente la superficie, essere ben piazzato, essere quindi una buona quantità di pangrattato. Allora adesso, per chi ama il grattugiato, il formaggio in generale, il romano, il parmigiano, sta roba qua, vi consiglierei di fare una bella grattata, perché il parmigiano aiuterà a crearsi una crosticina molto saporita e in più dà anche maggiore sapore al pan grattato, anche l'odore logicamente. Ragazzi, voi più cose ci mettete più è buono, solo che logicamente più cose ci mettete più è calorico. Quindi da parte mia vi consiglierei di mangiare esclusivamente solo questo come piatto, accompagnato con un bel bicchierino di vino rosso. Allora, la temperatura per essere servito il gâteau deve essere una temperatura
calda, però non bollente. Cioè, una volta che è terminata la cottura, fatelo riposare un 10 minuti, un quarto d'ora prima di servirlo a temperatura ambiente, in modo che voi assaporate il gusto di tutte le cose. Se invece lo servite bollentissimo, e per il palato è immangiabile, perché diventa troppo bollente e non ha sapore, ecco. Quindi non dico tiepido, perché tiepido no, però comunque una temperatura non bollente, che non sia bollente. Una volta finita la cottura, voi fate sempre 10 minuti, un quarto d'ora, che lo togliete dal forno, oppure lo rimanete in forno, però comunque non lo servite proprio bollente. Allora adesso noi ci faremo una bella grattata sia dell'uno che dell'altro. Voilà, guardate che bordello, guarda. Allora, e quindi finito, abbiamo passato anche il nostro formaggio, tocchettino finale. Voilà, è finito così. Allora adesso per quanto riguarda la cottura, allora la cottura dipende dal forno che state utilizzando, dipende da tantissimi fattori, però come minimo dovete calcolare mezz'ora. Allora normalmente per un gatto di queste dimensioni ci vogliono dalla mezz'ora ai 45 minuti. Allora, il discorso della cottura sta solo nel fatto che in mezz'ora noi facciamo cuocere l'uovo che è presente nelle patate, e quindi facciamo sciogliere la mozzarella. Diciamo che questo è la mezz'ora. Qualsiasi gatto che voi fate enorme, dovete calcolare sempre la mezz'ora. La mezz'ora è per la cottura proprio dell'uovo. Però superate la mezz'ora, la cottura è molto importante perché fa togliere tutta l'umidità che è presente nella teglia, quindi automaticamente il gatto tende ad asciugarsi. Ora il problema sta nel fatto della cottura, sta sul fatto è una questione di gusti, ragazzi. A me per esempio piace croccantino, non mi piace mollo liquido, quindi io lo faccio cuocere per 45 minuti. Quindi questa è una cosa vostra, però l'importante è che ci sia una bella mezz'oretta a 180 gradi, come minimo mezz'ora, che serve per cuocere tutto quello che ci sta interno. Gli altri minuti servono solo ad asciugare di più il gatto, quindi questa è una cosa a piacere vostro. Se lo volesse un po' croccantino, non troppo mollo, allora vanno bene 45 minuti, sempre a 180 gradi. Allora ragazzi, lo inforniamo, vi faccio vedere a più tardi, perché devo pulire un po' di cose e quindi a più tardi su ricette da sballo. Guardate. E vi presento Jeffrey, il nuovo. Ragazzi, quasi pronti. Mancano, se no, 7-8 minuti. Si sente un profumino per la casa. Adoro. Che manca un po' più alto questi 7 minuti, va. Siamo giusto a 200, va. Voilà. 7 minuti e siamo pronti. E voilà. Ta-da! Che buono! Allora, come ho detto prima, lo facciamo riposare
un po' di tempo. Nel frattempo che lo facciamo riposare, lo mettiamo qui sul piatto, lo portiamo piano piano, ok? A tutte l'ore. Volete sapere una volta che mi è successo? Preparai una delle mie lasagne che faccio alla melenzana, che avete le ricette, e quindi non feci la ricetta perché già esiste. Allora che cosa preparai? Questa lasagna che secondo me era la più buona in assoluto, perché ogni volta che poi preparo un piatto diventa sempre più buono perché faccio degli accorgimenti, no? Allora preparo tutto e sta lo schiavetto, diciamo, la persona che lavora da noi, però no con lui, un altro, che mi guardava sempre fisso tutto il momento che preparavo la ricetta. Alla fine cottura della lasagna, praticamente mentre quello che mi stava guardando, tiro fuori il piatto, lo alzo, sbatte qui e cade tutta la lasagna a terra. Cioè, voi dovete immaginare. Non so, forse che il Signore mi punirà per questo, perché talmente delle parolacce che gli ho detto a quello che mi guardava in continuazione che non potete immaginare. Quindi ogni volta che devo cacciare una cosa da forno ho questo cauchemar. Voilà. Operazione riuscitissima. Gatto profumatissimo, buonissimo. E quindi ragazzi, che dire, ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi. Domani mattina faremo un'esperienza che poi comunque verrà caricato su Telegarage Mare Viaggi, è un'esperienza bellissima. Andremo a vedere per la prima volta il parco giochi, come si prepara per Halloween, perché sinceramente non sono mai andato. Il Disney non mi piace proprio per niente, e quindi andremo al parco Asterix, quindi dicono che è bello. Ok, Ale, on y va. Ciao ciao a tutti, quindi da domani su Telegarage Mare Viaggi, seguitemi, ciao ciao ciao.